Cerimonia all'alba di oggi in attesa del Santo Natale presso la parrocchia Santa Rosa di Agrigento, presentato il presepe vivente di Montaperto, intitolato il centro diurno del centro demenze dell'ASP di Agrigento al dottor Pippo Montalbano. Approvata la finanziaria regionale, investimenti per oltre 1,5 miliardi di euro. Il cartello sociale interviene oggi sull'università, il sindaco assente alla riunione del Consiglio di amministrazione. Al via il progetto per l'installazione dei nuovi contatori idrici, via le utenze a forfait. Tempi duri per gli inquilini morosi dell'Istituto Autonomo Case Popolari a partire dal 1 gennaio prossimo, azioni esecutive per chi non è in regola con i pagamenti. Sta avendo un grande successo il libro di Giuseppe Piruzza, Le 5P, sulla piattaforma Amazon, è già diventato un best seller. Trovati dai carabinieri di Agrigento 2 latitanti ricercati per una rapina a 2 anziani avvenuta nel marzo del 2024 a Favara. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi martedì 23 dicembre. Si è svolta stamani una cerimonia all'alba con una chiesa buia presso la parrocchia di Santa Rosa, una suggestiva e profonda liturgia della Messa Rorate in preparazione della festa del Natale. Margherita Trupiano. Don Luca Camilleri, stamattina presso la parrocchia di Santa Rosa una suggestiva e profonda liturgia, quella della Messa Rorate. Ci illustri un poco come nasce e cosa significa. È bello iniziare la giornata con la celebrazione della Santa Messa. Poi le necessità pastorali ci spingono magari a celebrarla anche al pomeriggio, però la giornata che inizia anche prima che spunti il sole, all'aurora, con la Santa Messa e con una messa così particolare come la Messa Rorate, è significativo. Per questo anche il concorso di tanta gente che viene a partecipare fa questo piccolo sacrificio per una settimana durante l'anno. Qual è il significato di questa messa che viene celebrata all'alba, quindi ancora al buio, con una chiesa buia? Viene celebrata all'alba perché per antica tradizione non si accende l'elettricità, si fa soltanto con le candele. L'idea è che Maria è la luce del mattino, è la stella del mattino, e dunque abbiamo voluto proporre questa celebrazione che ha origini lontane e antiche, inizia verso il XII secolo nella Germania settentrionale, infatti è ancora molto presente in quel paese, e in Polonia, in Ucraina, e viene da lì questa tradizione. Ma non è molto dissimile dalle novene che si facevano al mattino nei nostri paesi, al mattino presto, per permettere ai contadini di poter celebrare e di vivere la novena prima di recarsi in campagna a lavorare. Quindi abbiamo voluto mettere insieme questa tradizione germanica della messa che si chiama Rorate,
perché inizia proprio con il canto latino del Rorate Celide Super, e anche quello è un canto che permette di entrare piano piano, proprio attraverso una goccia, potremmo dire, no? Stillate attraverso una stilla, una goccia, piano piano, nell'atmosfera, nella luce del Natale. Presentato stamani al Collegio dei Filippini l'edizione 2025-26 del Presepe di Montaperto. L'apertura avverrà giorno 26 dicembre e si concluderà il prossimo 6 gennaio. Noi eravamo alla conferenza stampa. Conferenza stampa oggi del Presepe di Montaperto, un'iniziativa che grazie alla sua costanza continua da diversi anni. Sì, siamo arrivati alla 13ª edizione, ovviamente tutto nasce da un amore sfrenato nei confronti di questo territorio e una passione di essa, ma che rappresenta un pochino tutto il territorio agrigentino. È diciamo una serie di l'esaltazione delle tradizioni a 360 gradi. Le tradizioni degli antichi mestieri, una zona molto dedita alla pastorizia e all'agricoltura, quindi avranno i visitatori come sempre modo di visitare case antichissime, alcune di queste aperte per la prima volta anche quest'anno, quindi vedranno dei siti nuovi. Avranno la possibilità, sempre nell'ottica della tradizione, di assaggiare. Ci saranno 11 assaggi lungo il percorso, quindi capite che dall'inizio alla fine ci sarà anche la possibilità di tornare a casa sereni, senza l'impellenza di andare a cucinare, quindi perché all'interno del presepe ci saranno sempre nell'ottica della tradizione, con i sapori antichi e quindi anche gli odori della nostra tradizione. Quindi tradizione a 360 gradi. Poi la caratteristica nostra, come sapete, da sempre è che lungo il percorso ci sono diversi siti dove ci saranno alcune azioni artistiche, alcune teatrali, altre musicali, che fanno da corollario in un'atmosfera natalizia che credo che sia una delle più belle in assoluto. Ricordiamo che questo presepe è stato giudicato uno dei 3 presepi più belli del Sud Italia. Pensiamo di averlo anche quest'anno arricchito, per cui non ci resta che ricordare adesso le date, che sono il 26 con l'inaugurazione, che sarà un giorno particolare, molto ricco di avvenimenti all'interno del presepe stesso, giorno 28, giorno 1, 3,
4 e il 6 gennaio con l'arrivo del Re Maggi. L'apertura è ogni sera alle ore 17:30 e l'ultimo ospite arriva alle ore 21. Mentre ovviamente mi premeva dire anche che un altro obiettivo, come sempre, pensiamo di averlo raggiunto perché abbiamo già tantissime prenotazioni da vari alberghi, sia della città che della provincia e anche di fuori provincia. Quando arrivano autobus pieni di turisti che sappiamo che poi andranno a pernottare nei nostri alberghi, vuol dire che noi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, che è un pochino uno degli obiettivi importanti che la politica si deve dare. Sindaco, il valore aggiunto di questo presepe per l'economia agrigentina qual è? Ma il valore aggiunto naturalmente è importante, come ha detto poco fa il dottore Amato, che ringrazio per l'iniziativa. Ogni anno il suo impegno è grandissimo, è un arricchimento culturale ma anche economico del nostro territorio. È vero che si dice che di cultura non si mangia, assolutamente no, non è vero, si mangia di cultura, perché un evento del genere, anche un evento culturale, richiama tanti turisti dalla provincia ma anche fuori provincia e forse anche fuori regione, una presenza quindi una presenza numerosa nel nostro territorio, facciamo conoscere le nostre tradizioni, facciamo conoscere i nostri luoghi. Peraltro Montaperto si presta benissimo per quello che il dottor Amato ha voluto fare in questi 13 anni, oggi siamo alla 13ª edizione, un borgo siciliano di un grande valore architettonico per quanto riguarda veramente questa amministrazione comunale, tant'è che stiamo lavorando anche su un progetto di riqualificazione della piazza centrale e mi pare doveroso che Montaperto lo merita. Stiamo arricchendo un territorio, stiamo arricchendo anche un fine anno che per noi è importante. Siamo nel 2025, stiamo chiudendo in maniera positiva, estremamente positiva, Capitale Italiana della Cultura. Non poteva mancare un presepe che è stato giudicato, come diceva il dottor Amato, uno dei 3 presepi più belli del Sud Italia. Perché quando il dottor Amato ancora una volta ci ha proposto questa iniziativa, col sindaco non abbiamo esitato un solo istante a vararla e a potenziarla, anzi vorremmo avere ancora più possibilità di farlo, perché andrebbe pubblicizzato e le date dovrebbero essere molto di più. È un presepe che resiste grazie al buon lavoro del dottor Amato, a cui va tutta la nostra riconoscenza. Per quanto riguarda il Capodanno siamo veramente soddisfatti, perché siamo riusciti a chiudere all'altezza di una capitale italiana della cultura. Noemi è una grandissima artista, ha già pubblicizzato l'evento a livello nazionale ed è questo il nostro compito, portare turismo su Agrigento. Siamo certi che sarà un successo, lo speriamo veramente. Speriamo che il tempo sia clemente, perché mai ricordo Natale più piovoso di questo. Poi ci sono tante cose con Radio Time, artisti locali, insomma una notte, la prima notte dell'anno, la più importante, la più gioiosa. Speriamo che porti veramente tanta gioia e serenità ad Agrigento. E vediamo adesso gli auguri del sindaco di Agrigento Miccichè alla nostra città. Messaggio di auguri del primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè. Siamo arrivati a Natale 2025, dopo un anno di travagliato, di grandi eventi. Ricordo che abbiamo superato i 1000 eventi grazie a questo meraviglioso obiettivo e opportunità per la nostra città. Voglio augurare a tutti i miei concittadini un buon Natale, un sereno Natale e un messaggio di pace che da Agrigento venga diffuso in tutto il mondo. Auguro anche un buon fine anno, il Capodanno sarà meraviglioso in Piazza Stazione, lo dedico a tutti i miei concittadini e spero che il 2026 possa portare qualcosa di meraviglioso per la nostra città. Giornata di festa stamani con la cerimonia di intitolazione del centro diurno, centro disturbi cognitivi e demenze dell'ASPE, al dottor Pippo Montalbano. Un ringraziamento è andato anche alla famiglia del dottore Mancuso per la donazione fatta al centro di una palestra riabilitativa in memoria del padre Giuseppe. Qui al centro disturbi cognitivi e demenze una manifestazione natalizia per ricordare il grande medico provenzano. Sì, oggi è una giornata dedicata alla memoria e anche alla gratitudine. Ovviamente l'abbiamo scelto proprio il periodo natalizio perché quale periodo migliore
per condividere queste emozioni. La giornata è dedicata al dottore Provenzano per intitolare il nostro centro diurno ad una persona che ha fatto tanto per questa struttura, ha creduto fortemente in questo, nella realizzazione del centro diurno, e si è impegnato, ha sempre dato voce ai pazienti, ai familiari, ha ascoltato le loro esigenze, e noi stiamo cercando di portare avanti il suo pensiero, e il nostro è un contributo simbolico che possa onorare nel tempo la memoria di quanto lui ha realizzato. È una giornata dedicata anche alla gratitudine, dicevo, perché ringrazieremo la famiglia di donatori, la famiglia Mancuso, che con il loro animo gentile hanno donato delle attrezzature per la realizzazione di una sala dei ricordi in movimento, e quindi hanno trasformato il loro legame con il nostro centro in un contributo per l'intera comunità. Sì, diciamo che oggi è una giornata che vogliamo celebrare questa figura che per noi era non solo un grande amico, ma una figura di riferimento, per cui verrà ricordata e celebrata la giornata. La giornata prevede anche poi un momento di ringraziamento alla famiglia Mancuso che ci ha donato all'ASP e al centro per le demenze, diciamo, alcuni attrezzi che serviranno sicuramente per i nostri pazienti che frequentano il centro diurno ad alleviare le loro sofferenze e a rendere più proficuo il nostro lavoro. Devo dire che la giornata probabilmente si aprirà con il ricordo di Pippo, che è una figura di grande spessore, non solo sotto il profilo professionale ma anche sotto quello umano. Tutti quanti e tutti coloro i quali hanno avuto il privilegio di lavorare, diciamo, con questa figura oggi avranno la possibilità di ricordarlo. In occasione della scomparsa di papà, noi abbiamo deciso di devolvere quanto raccolto il giorno della sua scomparsa al centro di malattie mentali degenerative. Lo abbiamo fatto perché in questo centro papà si è trovato non solo benissimo, ha trovato una famiglia, si sono presi cura di lui e di noi. E quindi attraverso questo gesto noi abbiamo voluto dare anche un senso alla malattia di papà, che sembrava qualcosa soltanto di triste. Invece abbiamo imparato che anche nelle malattie, nella tristezza, nella sofferenza, si può trovare la forza per cercare di dare agli altri ciò che noi abbiamo a nostra volta ricevuto. Detenuti a scuola di panificazione e olivicoltura, si è conclusa l'edizione 2025 di Viaggiare su un filo di olio. Il parco che si occupa di paesaggi e di archeologia nell'ambito del nostro tutela valorizzazione del paesaggio. Il progetto Deodoros ha anche dei progetti nel passato che hanno riguardato l'inclusione sociale. Il progetto che ci è stato proposto era quello che la possibilità di dare alle persone che sono per ora in una costrizione carceraria di poter usufruire di un progetto che possa dare un'ipotesi di reintegro con un lavoro che riguarda poi il recupero del paesaggio, quindi la raccolta delle olive che in precedenza avevano fatto nei terreni della casa circondariale, quest'anno si è fatta in Valle dei Templi, e quindi mettere a contatto con la natura, mettere a contatto con la cultura è un arricchimento sociale. Noi abbiamo detto subito di sì perché il progetto era importante, era bello e con la speranza che possa continuare con altri tipi di forme di collaborazione che tengono conto non solo degli aspetti paesaggistici ma degli aspetti sociali, e questo è un aspetto sociale che ha una ricaduta territoriale importante di tipo culturale e di arricchimento personale. È un progetto in realtà che vuole colpire al cuore, nel senso bello però del termine. Il dottor Carlino raccontava della bellezza.
anche riuscire ad andare fuori e quindi poter guardare il tramonto, poter guardare la valle, riuscire a sentire gli odori, riuscire a toccare la terra. Ecco, è questa l'attività che è la missione soprattutto che come amministrazione penitenziaria vogliamo portare avanti. La rieducazione non passa solo l'asettico lavoro, passa anche attraverso il lavoro, ma il lavoro deve essere condito da speranza, da amore, soprattutto da genuinità. Il nostro compito ovviamente è quello non solo di poter dare un'alternativa concreta alla popolazione detenuta, quello di dare una speranza e di far credere nello Stato, perché lo Stato c'è, ma bisogna dimostrarlo. Sì, noi come azienda Valparadiso siamo stati coinvolti in questo progetto e ne siamo davvero grati al direttore, dottoressa Anna Pucci del carcere di Agrigento. Siamo stati individuati come azienda per la spalla operativa, quindi per la raccolta delle olive, la trasformazione del prodotto e l'imbottigliamento. Abbiamo prestato anche le nostre conoscenze, abbiamo calibrato dei corsi sull'olio perché abbiamo voluto qualificare il gesto, nel senso di passare dal fare le cose a comprendere le cose, dal raccogliere le olive in una certa maniera, il perché bisogna evitare le olive da terra e raccogliere solamente le olive verdi. In frantoio i ragazzi non hanno assistito alla molitura, ma hanno capito che cos'era la molitura. Per noi è stato anche un grande arricchimento perché abbiamo lavorato fianco a fianco con questi ragazzi, con queste persone dell'istituto carcerario e abbiamo capito un modo di stare assieme un po' diverso, senza troppo guardare alle spalle o all'oggi, ma proiettarci a domani, a quello che sarà la nostra vita fra qualche anno, avere degli obiettivi un po' più lunghi. Questo è stato un grande arricchimento per noi. Il progetto si chiama Viaggiare su un filo d'olio. Quel viaggio era pensato per i detenuti, quel viaggio invece lo abbiamo fatto noi. Le opere dell'artista Pippo Nania al presepe artistico di Sinagra. Ce ne parlano i colleghi di Messina. E qui nelle sale di Palazzo San Leo di Sinagra incontriamo anche un artista molto conosciuto nel comprensorio, Pippo Nania, con uno dei suoi dipinti. Caro Pippo, l'arte che incrocia la sacralità, possiamo dirlo? Ho rappresentato questo dipinto in un tondo che è caratteristico dei miei quadri, dove rappresenta la Madonna con San Giuseppe e il Bambinello sull'asinello che camminano in cerca di un punto dove possono stare più a caldo, seguiti da un angelo che li guida nella strada Parliamo della tecnica pittorica, perché un elemento che ormai ti caratterizza sono questi tondi, no? È rappresentato, il dipinto maggiormente li rappresentano in dei tondi, che è iscritto in un quadrato, che sono due figure geometriche che si trovano molto in architettura. Diciamo che il quadrato dà il senso di finito, invece il tondo dà un senso di infinito, perché quando ci giri sempre attorno non trovi un punto di blocco che gira sempre all'infinito, al contrario del quadrato che ha i 4 vertici e quindi cammina e arriva in un punto in cui deve cambiare direzione. Vediamo anche una differenza di colore, perché è facile notare i colori caldi verso la terra e i colori freddi verso quello che identifica il cielo, no? Sì. Questo contrasto pure di colori fra l'azzurro, fra colori caldi e colori freddi, che è sempre un contrasto. Diciamo che nei miei quadri ci sono sempre dei contrasti. Abbiamo visto il tondo con il quadrato e nei colori anche i colori freddi con i colori caldi. In questo si nota un po' meno, però in altri miei dipinti è più evidente questa differenza. Pippo, qui vediamo naturalmente, siamo in ambito natalizio, vediamo una rappresentazione della Natività, ma nei tuoi quadri principalmente cosa rappresenti? Rappresento principalmente dei paesaggi, ma anche dei monumenti.
dei monumenti caratteristici diciamo, della Sicilia, più che altro, rappresentati sempre la maggior parte in questi tondi. Diciamo, Allora, in questo momento ci troviamo a Sinagra, non possiamo che dare l'appuntamento qui a Palazzo Salleo per godere in presenza di tutte queste bellissime opere d'arte e chiaramente, caro Pippo, buon Natale a te, buon Natale a tutti i nostri telespettatori. Grazie, buon Natale a tutti. Approvata giorni fa dall'Assemblea regionale siciliana la finanziaria, il valore totale della manovra è di circa 1,5 miliardi di euro. Vediamo in sintesi cosa è stato deciso. Queste le principali misure contenute nel bilancio nella legge di stabilità 26-28 approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Il valore della manovra è di circa 1,5 miliardi di euro. Per il lavoro 221 milioni all'anno per i prossimi 3 anni, norme destinate a far crescere l'occupazione. La cosiddetta decontribuzione Sicilia prevede l'erogazione di contributi alle imprese che realizzano nuove assunzioni in misura pari al 10% del costo del lavoro, contributo che viene elevato al 15% nel caso di operatori economici che assumono donne o personale di età superiore ai 50 anni, con almeno 2 anni di disoccupazione. Il contributo varrà il 15% anche per quelle imprese che introducono il welfare aziendale e modelli di sostenibilità, realizzando investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nel luogo di lavoro o riducono l'orario a 35 ore settimanali a parità di retribuzione. Per le imprese, approvata la Super ZES siciliana, un'iniziativa della Regione per potenziare la zona economica speciale unica nel territorio siciliano mediante semplificazioni amministrative e procedure più rapide e 10 milioni di euro per rafforzare il credito d'imposta a sostegno degli investimenti produttivi. Con la manovra viene approvato un pacchetto di 15 milioni per stimolare gli investimenti delle famiglie sulle case. Si stimolano le ristrutturazioni, le riqualificazioni energetiche e con particolare attenzione ai centri storici e alle giovani coppie. Per il settore dell'auto viene approvata la riduzione della tassa automobilistica per le nuove immatricolazioni da parte delle imprese con più di 10 autovetture nel parco delle macchine. Per il precariato sociale, anche questa manovra pone l'attenzione del tema precariato, aumentate per il 2026 le giornate dei lavoratori della forestale. Con uno stanziamento di 40 milioni di euro, tutto il comparto lavorerà quindi 23 giornate in più, approvata la stabilizzazione di 270 trattoristi del Resa. Una delle norme della legge stanzia anche 12 milioni per contrastare la povertà energetica. Le risorse saranno destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a breve e medio termine da consentire che le famiglie con reddito basso possono installare impianti fotovoltaici o di accumulo energia elettrica destinati all'autoconsumo. Per i trasferimenti ordinari agli enti locali si attesta complessivamente 365 milioni di euro, cui sommano 115 milioni per il fondo investimenti. Per le ex province stanziati 108 milioni di euro. Una misura tra quelle votate all'ARS stanzia 5 milioni come misura premiale rivolta agli enti locali che adottano strumenti per il miglioramento della performance di riscossione delle tasse comunali, mentre 20 milioni di euro sono destinati agli enti locali in dissesto e in predissesto. Altri 12 milioni di euro vengono stanziati per la bonifica e la pulizia straordinaria delle strade exurbane dei comuni, dei liberi consorzi e delle città metropolitane, al fine di eliminare i rifiuti abbandonati a bordo strada. Per garantire il servizio idrico, la legge di stabilità dà via a una serie di anticipazioni di liquidità, tra questi 18 milioni a Siciliacque, 10 milioni all'Aica di Agrigento, 4 milioni a Ebreacque e 1,3 milioni ai soggetti gestori della provincia di Messina. Linea alla regia per la pubblicità.
E il cartello sociale di Agrigento esprime forte preoccupazione e netta disapprovazione per le dinamiche politiche che continuano a impedire al Consorzio Universitario Empedocle di recuperare la piena agibilità operativa. Il perdurare dello stato istituzionale sta bloccando l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e rischia di compromettere in maniera irreversibile il futuro dell'Università di Agrigento, già oggi alle prese con una situazione finanziaria estremamente grave. In questo scenario il cartello sociale di Agrigento ritiene indispensabile un intervento immediato del Comune, che in qualità di socio di maggioranza ha il dovere di assumere le proprie responsabilità e di attivarsi concretamente per sbloccare una situazione che non è più sostenibile. Il 2025, anno in cui Agrigento ha rivestito il titolo di capitale italiana della cultura, non può e non deve concludersi con il fallimento del Consorzio Universitario Empedocle. La sua sopravvivenza rappresenta una condizione essenziale per la tutela del diritto allo studio e per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell'intero territorio. Il cartello sociale di Agrigento auspica un cambio di passo immediato e decisioni chiare nell'interesse della comunità agrigentina e delle future generazioni. L'azienda idrica dei comuni agrigentini, l'AICA, avvia una svolta storica nella gestione del servizio idrico con l'avvio del progetto pilota dei nuovi contatori smart di ultima generazione. Inizia ufficialmente il superamento definitivo delle utenze a forfait sia domestiche che commerciali. Dai dati aggiornati emerge con chiarezza una situazione che AICA ha deciso di affrontare con determinazione. Migliaia di utenze in diversi comuni della provincia risultano ancora a forfait, cioè senza una misurazione reale dei consumi, con evidenti squilibri di ingiustizia e criticità sul piano della legalità tariffaria. Questo è uno dei passaggi più importanti nella storia del servizio idrico agrigentino, ha affermato la Presidente del Consiglio di amministrazione Dalila Nobile. Il forfait ha prodotto per anni disuguaglianze, confusione e ingiustizie. Noi abbiamo scelto la strada più difficile, ma anche l'unica giusta: legalità, trasparenza, rispetto per i cittadini onesti. Chi ha sempre pagato il giusto non può più essere penalizzato. L'acqua è un bene pubblico, va gestita con regole chiare, uguale per tutti. Questo progetto non è contro qualcuno, ma a favore dei cittadini. Tempi duri per gli inquilini morosi dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento. Dal 1 gennaio 2026 correranno il rischio di subire pesanti azioni esecutive come il pignoramento e fermo dell'auto. L'Istituto Autonomo Case Popolari ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia, in forza della quale la riscossione dei canoni di locazione avverrà tramite l'agenzia che fa capo al Ministero delle Finanze. La nuova procedura è stata resa possibile grazie all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26/2000 di un'apposita convenzione stipulata per il recupero sia dei canoni correnti a partire dal 2026 che per quelli arretrati riferiti ad annualità pregressi ma non versati nei termini. Le 5P è il nuovo libro di Giuseppe Piruzza che sta avendo un ottimo riscontro editoriale sulla piattaforma Amazon, è diventato già un best seller. Il libro approfondisce su come liberare il potenziale aziendale attraverso una giusta architettura societaria ideale per la crescita e certificare gli asset aziendali. Noi abbiamo intervistato l'autore Piruzza. Giuseppe Piruzza, autore di questo libro che sta avendo ottimi riscontri su Amazon, le 5P. Ecco, parliamo di questa tua pubblicazione. E allora, il mio metodo nasce, diciamo, dal costante confronto con imprenditori e aziende, perché ho trovato molto spesso aziende che fatturano ma che non hanno una direzione strategica
Ecco, quindi magari crescono, però confondono fatturato con guadagno, oppure sono soli, non fanno scelte che non sono condivise, o comunque non hanno un controllo di gestione, una corretta pianificazione finanziaria e fiscale, l'assenza proprio del controllo dei numeri. Ora, l'obiettivo è far crescere l'impresa con una trasformazione strutturata, quindi il problema in Italia non è fare impresa, ma fare impresa con consapevolezza. Ecco, da qui nasce il metodo, cioè intanto la perizia, cioè che significa fare la radiografia all'azienda, vedere quali sono i numeri che vanno, se l'azienda è in compliance con gli adeguati assetti aziendali. Dopodiché analizzare lo stato di salute e quindi anche di carattere finanziario, prendere coscienza finanziaria, quindi fare in modo, se uno va in banca deve andarci con i numeri corretti, quindi il problema non è andare in banca ma governare prima i propri numeri, e quindi poi possiamo avere aziende redditizie ma che non hanno liquidità. Ecco, quindi questo è un altro grosso problema, le aziende devono essere bancabili. Altra questione è il patrimonio, cioè la protezione, cioè avere giuste architetture societarie che consentono di fare una corretta pianificazione fiscale e finanziaria, quindi avere, cioè, quella struttura idonea per dormire meglio, perché molte volte l'imprenditore lavora 12 ore al giorno però non governa i propri numeri. Quindi abbiamo che cosa? Primo la perizia, dopodiché la pianificazione, sapere dove andare, dopodiché la protezione, proteggere quello che abbiamo costruito, dopodiché il patrimonio, valorizzare quello che c'è già in azienda, dare continuità, e la performance, che è il controllo appunto dei propri numeri. Ecco, chi vuole acquistare il tuo libro che deve fare? E allora, o può andare sul mio sito oppure anche su Amazon, quindi cliccando sulla riga di comando Giuseppe Piruzzo, oppure trasforma la tua azienda con le 5 P strategiche, può direttamente acquistare il libro. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto alla cattura di 2 soggetti, un uomo e una donna, destinatari di un ordine di carcerazione per reati di particolare gravità avvenuti nel marzo del 2024. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno portato a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto alla cattura di 2 soggetti, un uomo e una donna, destinatari di un ordine di carcerazione per reati di particolare gravità. L'intervento, scattato intorno alle ore 5 in territorio di Favara, è stato condotto dai militari della sezione operativa del NOR, supportati dal personale delle stazioni carabinieri di Agrigento, Villa Seta, Siculiana, Ioppolo, Giancaxio. I carabinieri hanno fatto irruzione in un'abitazione isolata nelle aree rurali del comune, dove i 2 soggetti avevano stabilito il proprio rifugio per sottrarsi alla giustizia. I soggetti tratti in arresto, fratello e sorella, dalle iniziali L e LC, un uomo di 36 anni, LLG, una donna di 38 anni. Entrambi erano irreperibili dal mese di marzo del 2024. Nei loro confronti pendeva un ordine per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento. I 2 arrestati devono espiare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per una violenta rapina pluriaggravata in un'abitazione commessa a Favara nel lontano 2013. In quell'occasione gli autori del reato avevano agito con particolare crudeltà contro 2 donne anziane, all'epoca di 69 e 97 anni, immobilizzandole e tentando di soffocarle con cuscini e coperte per impossessarsi di una somma di denaro in contanti. Il rintraccio dei 2 ricercati è l'esito di attività di indagine di natura tecnica avviati nel mese dell'ottobre del 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento.
L'operazione odierna testimonia la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri e dell'autorità giudiziaria nel garantire l'esecuzione delle pene, nel tutelare le fasce più vulnerabili della cittadinanza. Evade dalla struttura di Favara, dove si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, e a tarda sera viene ritrovato a terra privo di sensi, quasi all'ingresso per l'abitato di Porto Empedocle, all'altezza di Contrada Vincenzella, quasi sicuramente mentre stava percorrendo a piedi un tratto di strada al buio. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è caduto a terra procurandosi dei traumi sparsi sul corpo ed è stato ritrovato privo di sensi. Un 50enne agrigentino, di fatto residente a Porto Empedocle ma domiciliato a Favara, è ricoverato all'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire come l'uomo si sia allontanato dalla struttura percorrendo, forse a piedi, tutti quei chilometri. Il 50enne per sua fortuna non è in pericolo di vita ed è stato naturalmente arrestato dai militari dell'Arma dei Carabinieri. Paura nella notte a Palermo, dove un uomo ha posizionato un ordigno nel distributore delle sigarette della pasticceria Magri, facendolo esplodere. I colleghi di Palermo. Paura e danni questa notte provocati da un'esplosione al bar Magri all'angolo tra via Sicilia e via Barricata Verona a Palermo, dove un uomo arrivato a bordo di uno scooter elettrico ha infilato nel distributore di sigarette un ordigno. Il boato ha svegliato tutto il vicinato. Il forte botto ha mandato in frantumi i vetri e anche la tettoia e il gazebo dell'esercizio commerciale. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo subito in sicurezza la zona. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all'autore del colpo. Le telecamere della pasticceria avrebbero ripreso un soggetto incappucciato e vestito di scuro avvicinarsi all'attività a bordo di uno scooter elettrico. L'uomo si sarebbe diretto quindi verso il distributore infilando qualcosa nel vano in cui vengono erogati i prodotti e si sarebbe allontanato di un paio di metri per evitare di essere travolto dall'esplosione che ha danneggiato la macchinetta e la struttura del gazebo esterno. L'area è stata transennata dal nastro bianco e rosso. Il bottino, da una prima stima di circa 10.000 euro, ignoti malviventi si sono intrufolati all'interno di un appartamento attraverso la rottura di una porta-finestra e dopo aver messo a soqquadro hanno trovato e portato via un orologio di 6.000 euro in contanti, un altro in oro e le chiavi di una macchina di grossa cilindrata. Il furto è stato messo a segno in uno stabile a poche decine di metri dalla strada statale nei pressi dell'ingresso di Realmonte. Presa di mira l'abitazione di una 60enne casalinga, la casa era abbandonata, non c'era la proprietaria e qualcuno in pieno giorno ha sfruttato quell'assenza per visitare ogni stanza dell'immobile. Arraffato il bottino si sono allontanati. A fare l'amara scoperta del furto è stata la stessa proprietaria appena tornata a casa. Subito ha avvisato i carabinieri. Sul posto sono arrivati quelli della stazione di Realmonte, i quali a seguito del sopralluogo hanno avviato le indagini. Spari nella notte in centro a Piazza Nascea a Palermo, ferita una giovane di 33 anni. La donna è stata trasportata all'ospedale Villa Santa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. La vittima non sarebbe stato l'obiettivo degli spari esplosi da un'auto in fuga verso la zona nord della città. I colleghi di Palermo. Ancora scene da Far West nelle strade della Movida palermitana. L'episodio è venuto intorno alle 2:30 in piazza Nascea, a pochi passi da una delle principali vie della Movida cittadina. Una donna di 33 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un colpo di arma da fuoco e subito soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Sofia. Sarebbe fuori pericolo. La dinamica dell'accaduto non è ancora del tutto chiara. In base ad una prima ricostruzione, la 33enne non sarebbe stata l'obiettivo principale degli spari, ma una vittima collaterale.
I colpi sarebbero stati esplosi da un'auto, forse con un fucile da caccia. Dopo la sparatoria il veicolo si sarebbe allontanato a forte velocità, investendo anche 2 pedoni prima di far perdere le proprie tracce, dirigendosi verso la zona nord della città. Sul posto sono intervenuti volanti di polizia e carabinieri che hanno chiuso l'area per effettuare i rilievi. L'amica che si trovava con la vittima è già stata ascoltata dalla polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sarebbe sulle tracce dell'aggressore fuggito a bordo di una Smart. Tra le piste battute dagli investigatori ci sarebbe anche un regolamento di conti tra bande. Dopo quanto successo, il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. All'ordine del giorno una possibile stretta dopo l'episodio che ha coinvolto la donna di 33 anni. Piazza Nascè si trova in una zona calda della movida palermitana tra il Borgo Vecchio, Via della Libertà e Via La Lumia, piena di locali frequentati da migliaia di giovani. Non è la prima volta che il centro storico è teatro di episodi violenti. Solo lo scorso ottobre, a pochi passi dal Teatro Massimo in piazza Spinuzza, fu ucciso il giovane titolare di un locale, Paolo Taormina, intervenuto per sedare una rissa. Episodi simili si sono verificati anche in Via La Lumia e davanti a discoteche nel dicembre 2023. Dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il prefetto aveva istituito zone rosse con maggiore vigilanza, ma l'ennesimo episodio di sangue riaccende il dibattito sulla sicurezza. È necessario e urgente potenziare l'organico delle forze dell'ordine in tutta la provincia di Palermo e, confidando nelle parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che soltanto pochi mesi fa ha assicurato la copertura del turnover in aggiunta ad un potenziamento degli organici per il controllo del territorio, auspichiamo che tale potenziamento avvenga già dalla prossima movimentazione di personale, lo dice la segretaria provinciale del Sindacato di Polizia FSP di Palermo. Lo scorso mese di ottobre abbiamo valutato positivamente l'assegnazione straordinaria di 28 nuovi agenti a Palermo. Un primo segno di attenzione verso i cittadini e i commercianti palermitani che chiedono a gran voce maggiore sicurezza, aggiungono i sindacati. Ma per dare risposte concrete al territorio non sono sufficienti gli sforzi richiesti giornalmente al personale impiegato per garantire le zone rosse nel centro di Palermo. Un capillare controllo del territorio passa inevitabilmente dalla possibilità di avere un numero sufficiente di operatori e in questo momento alla città di Palermo servirebbero almeno 100 uomini in più. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 18 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.